Dopo l'ultimatum del governatore Zaia che ha detto o troviamo l'intesa per le 23 materie o non firmo, cresce la preoccupazione delle categorie economiche. Dopo l'annuncio del comune di Conegliano che farà causa allo Stato per dei fondi previsti ma mai arrivati, il sindaco di Santa Lucia ha già la data della prima udienza dove lo Stato comparirà davanti ai giudici. Il termometro scende a meno 4 gradi, è stata Treviso la notte scorsa la città più fredda d'Italia, alla pari delle vicine Pordenone e Udine, e la situazione è destinata a durare. E con il gelo e la morte di un clochard a Montebelluna si fa pressante dare un letto caldo a chi dorme per strada. Dal capoluogo l'appello ai comuni vicini, il problema del senza tetto va condiviso. Fugge durante un controllo della polizia ai giardinetti di Sant'Andrea Treviso, un ventenne gambiano portato poi in questura a distruggere i mobili degli uffici. Dal 2019 azzerata l'addizionale IRPEF per i cittadini di Spresiano, questo senza tagliare i servizi, merito di una buona amministrazione, dice il sindaco della Pietra. A Mogliano è diventata ormai una tradizione la casa di Natale di una coppia addobbata con centinaia di lucine e decorazioni arrivate anche dagli Stati Uniti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano anche questa sera il nodo dell'autonomia, ieri l'ultimatum del governatore Luca Zaia che aveva detto o si trova l'intesa per le 23 materie o non firmo l'accordo, e di fronte alle frenate di alcuni componenti del governo cresce la preoccupazione tra le categorie economiche. Dire oggi che al Veneto si dà di meno vuol dire prendere in giro i veneti, ma non voglio neanche pensare che sia così. Non sarà così, e a febbraio, il 15 febbraio, andremo a firmare un progetto in linea con quello che abbiamo chiesto, altrimenti io non firmo, ovvio, no? E i veneti lo sanno già, non vado a firmare progetti anacquati. È chiaro il Presidente del Veneto, o il Governo concede le 23 materie chieste o non ci sarà nessuna firma sull'autonomia. Una presa di posizione ferma che arriva dopo le parole del Premier Giuseppe Conte che durante la conferenza stampa di fine anno a proposito della riforma aveva detto lo Stato non trasferirà tutte le competenze, i livelli essenziali dei servizi saranno garantiti a tutto il Paese. Dichiarazioni arrivate dopo l'altra frenata del Vice Premier e leader pentastellato Luigi Di Maio che aveva parlato di una contrattazione molto lunga facendo intendere che i tempi dell'iter si sarebbero ulteriormente allungati. Affermazioni che hanno allarmato chi si da subito si è schierato a favore dell'autonomia, appoggiando il referendum e auspicando poi un'accelerazione dei lavori. Abbiamo fortemente spinto per questo, abbiamo appoggiato il referendum e ci abbiamo anche messo la faccia in primis per appoggiare. Vediamo che però la politica è sorda, continuano a spostare il paletto, prima doveva essere a fine anno, adesso si parla a febbraio, e vedo di forti dissidi interni tra il ministro Stefani e il ministro per il sviluppo del Sud, e mi sa tanto che la vedo lunga e dura. Noi abbiamo sempre creduto in quello che è l'autonomia, è passato ormai più di un anno da quello che è il referendum, in questo periodo si è, penso, lavorato fra la Regione e il Governo e penso che ogni tanto ci sia, diciamo, all'interno del governo chi dice una cosa, chi dice un'altra. Io sono fiducioso, noi siamo fiduciosi, la Regione Veneto ha necessità anche di questo. C'è chi si è rassegnato a veder slittare ulteriormente l'accordo e chi invece crede ancora che si arriverà alla firma dell'intesa, ma su una cosa tutti concordano: l'autonomia è un passo importante per il Veneto e non deve essere vista come un'azione contro le altre regioni. Questo non vuol dire assolutamente essere contro, diciamo, lo Stato, ma bensì è avere una miglior allocazione, una miglior gestione di quelle che possono essere risorse a livello territoriale. Qualche giorno fa avevamo dato la notizia del comune di Conegliano che farà causa allo Stato per dei fondi previsti ma mai arrivati. Dunque per un'amministrazione che nel 2019 inizierà un percorso legale per ottenere i soldi da Roma, un'altra, quella di Santa Lucia di Piave, ha già la data della prima udienza dove lo Stato comparirà davanti al giudice. Noi a marzo avremo un'udienza al Tribunale di Venezia, c'è l'avvocatura dello Stato contro il comune di Santa Lucia di Piave e il giudice deciderà. Quando un piccolo comune porta lo Stato in tribunale, nell'eterna lotta tra Davide e Golia per i soldi dei cittadini.
che possono essere tanti o pochi, ma quello che conta, almeno per il sindaco promotore della causa, è il principio. Siamo partiti nel 2016, grazie all'avvocato Antonini, a chiedere 140.000 euro, che è stato un prelievo del fondo di solidarietà che sono stati sottratti, però la Corte Costituzionale ha dichiarato quella norma anticostituzionale e noi abbiamo fatto un'ingiunzione per averli indietro e adesso siamo in causa davanti al tribunale amministrativo, visto che lo Stato quando prende quando vuole, ma indietro non ti dà mica niente. Più di 2 anni per arrivare alla prima udienza in un percorso che anche Conegliano ha deciso di intraprendere per importi decisamente più elevati. Sindaci convinti del verdetto a loro favore. D'altronde la norma è molto chiara, è anticostituzionale e anche retroattiva, quei soldi che quell'anno lì riguardo al 2014 ci sono stati sottratti, noi li rivogliamo indietro, sono 141.000 euro. Più gli interessi, sottolinea il sindaco, perché i soldi versati dalle comunità devono tornare alle comunità. Lo Stato tratta i comuni come degli schiavi, non rispetta la Costituzione che dice chiaramente che ai comuni e agli enti locali devono essere attribuite risorse certe e autonome. Chomsky ne ha per tutti gli amministratori romani, per il governo passato ma anche per quello attuale. Anche l'ultima finanziaria, ci sono 800 milioni che vanno ai comuni sotto i 20.000 abitanti, però sono delle elemosine, a noi toccherebbero 70.000 euro da quello che ho visto scritto, vediamo se poi risulta vero, ma sono elemosine, non c'è il cambio di rotta, l'attribuzione e il rispetto della Costituzione, per cui noi siamo in guerra con lo Stato, è tanto che lo dico, però sono i fatti che mi portano ad essere in guerra. E adesso andiamo a Paderno di Ponzano con il Comitato Zona Nord che si appella al Presidente del Veneto Zaia per la messa in sicurezza del cosiddetto incrocio al bastone, dove in primavera in un incidente una bimba di 3 anni rimase ferita mentre la nonna della piccola perse la vita. 6 mesi sono trascorsi e nulla si è mosso. Per chiedere la messa in sicurezza dell'incrocio al bastone lungo la Postumia a Paderno di Ponzano, il Comitato Zona Nord ha inviato una lettera al governatore del Veneto Luca Zaia. Il suo presidente Cristian Zanatta ha perso la madre Natalia Frare proprio all'altezza di quell'incrocio la sera del 31 maggio scorso, incidente in cui anche la figlioletta di 3 anni era rimasta ferita. Ma quell'ennesima tragedia non è bastata a far decidere alla politica di agire. Questo continuo rimpallo tra amministrazioni che si sono succedute in questi anni e la provincia non fanno altro che sentire ancora di più i cittadini della zona nord come dei residenti di serie B. Noi assolutamente sosteniamo la nostra proposta del cosiddetto incrocio con semaforo intelligente, temporizzato, in orari determinati, che serve per ridurre i problemi di attraversamento. Le proposte della provincia di svolta obbligata a destra sono solo un palliativo, spostano il problema ma non lo risolvono. La vera soluzione, prosegue Zanatta, resta la rotatoria, ma motivi tecnici ed economici da un lato e il timore dall'altro di creare un ulteriore rallentamento sulla Postumia non hanno mai consentito la sua realizzazione. Qualcosa però bisogna pur fare, ribadiscono dal Comitato. Se Comune e Provincia non raccolgono il loro appello, la speranza è che lo faccia il governatore. Indipendentemente dal colore politico, è una persona che tiene al suo territorio. Speriamo che con il suo puntuale intervento si trovi finalmente una soluzione a questo annoso e vergognoso problema. Approfittando della chiusura delle scuole per le festività natalizie, il Comune di Treviso ha deciso di chiudere per 2 giorni il parcheggio all'ex pattinodromo per consentire le valutazioni belliche nell'area che dovrà ospitare un parco sotterraneo. Il 3 e 4 gennaio chi andrà in centro a Treviso in auto dovrà fare i conti con la chiusura del parcheggio all'ex pattinodromo lungo Viale Cairoli. Devono essere eseguite delle verifiche per una possibile bonifica bellica legata a quel pezzo di territorio che vedrà degli scavi importanti e quindi devono verificare la presenza o meno di bombe risalenti ai conflitti bellici e quindi sarà necessario lasciare libero quel parcheggio. Dalle 8 del 3 gennaio fino alle 22 del 4 parcheggio interdetto alle auto. Contemporaneamente saranno chiusi alla circolazione i varchi d'accesso all'ex pattinodromo per permettere ai tecnici di effettuare tutte le indagini. Già in questi giorni appositi pannelli allestiti all'ingresso e all'uscita informano gli automobilisti della chiusura, così come degli avvisi distribuiti tra le auto in sosta. Queste verifiche fanno intendere che il cantiere per la realizzazione del nuovo parco sotterraneo va avanti. La precedente giunta Vaniddo, infatti, per
per quell'area aveva studiato un progetto che prevede un parcheggio interrato a pagamento e un'area verde dove attualmente sostano le auto. Dopo la pausa per le festività, il sindaco Conte farà il punto sui lavori. Incontreremo Parcheggi Italia per capire un po' le dinamiche di quel cantiere e tutta una serie di aspetti tecnici legati a proprio quel tipo di intervento. Incidente stradale nel pomeriggio intorno alle 15:20 in via Castellana a Trevignano. Una donna di 50 anni del posto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto che è uscita di strada abbattendo un palo e finendo poi ribaltata su un campo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Treviso che hanno liberato la donna rimasta incastrata nell'auto e poi soccorsa dai sanitari del SUEM che l'hanno trasportata all'ospedale di Montebelluna. Le condizioni della cinquantenne non sarebbero gravi. Ancora cronaca, fermato durante un controllo ai giardinetti di Sant'Andrea a Treviso, va in escandescenze e una volta portato in questura se la prende anche con i mobili degli uffici. Ventenne gambiano arrestato. Alla vista degli agenti si è dato alla fuga, poi una volta raggiunto ha dato in escandescenze colpendo prima i poliziotti, poi una volta in questura danneggiando i mobili degli uffici. Per questo un ventenne gambiano è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in attesa del rito direttissimo e denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, rifiuto di fornire le proprie generalità e detenzione di sostanze stupefacenti. Il tutto inizia ieri nel primo pomeriggio, quando durante un consueto controllo delle volanti nei giardinetti di Sant'Andrea a Treviso gli agenti avvicinano un gruppetto di persone. Il ventenne, quando vede gli uomini in divisa, fugge lungo Riviera Santa Margherita. I poliziotti iniziano a rincorrerlo e dopo pochi metri lo raggiungono bloccandolo, ma il ragazzo reagisce con violenza. A quel punto il gambiano viene portato in questura, ma qui, anziché calmarsi, dà nuovamente in escandescenze, prendendosela questa volta con i mobili degli uffici, rifiutandosi poi di fornire le proprie generalità. Sono servite alcune ore agli agenti per calmare il ragazzo, che è risultato avere precedenti proprio per violenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. Furto in una chiesa della Marca, rubate una ventina di ostie non consacrate. Ladri sempre più spregiudicati che non risparmiano scuole, asili e persino le chiese. Questa volta i banditi sono entrati in azione il giorno di Santo Stefano nella parrocchia San Martino Vescovo a Musano di Trevignano. Prima si sono introdotti nella canonica, qui hanno prelevato 2 calici, all'interno una ventina di ostie non consacrate. Hanno poi forzato la cassetta di sicurezza dove c'erano le chiavi del tabernacolo. A quel punto si sono spostati in chiesa, aperta per le festività, e qui si sono introdotti in sacrestia. Alla fine i malviventi sono fuggiti con alcuni oggetti sacri. Sono ora in corso indagini da parte dei carabinieri di Montebelluna per risalire i responsabili. Termometro ben al di sotto dello zero la notte scorsa, con meno 4 gradi. Treviso è risultata la città più fredda d'Italia insieme a Pordenone e Udine. La situazione è destinata a peggiorare. Dal capoluogo l'appello ai comuni vicini, il problema dei senza tetto va condiviso. Emergenza freddo sempre più pressante, le rigide temperature registrate nelle ultime notti da una parte, la tragica fine dall'altra di un 36enne senza dimora alla stazione dei treni di Montebelluna rendono urgente un intervento. A Treviso la situazione è monitorata da comune, parrocchie e associazioni, dalla Caritas alla comunità di Sant'Egidio, ma l'assessore al sociale Gloria Tessarolo non nasconde che il problema dei posti letto c'è. Il Comune ha attivo un asilo notturno in via Pasubio che in questi giorni aumentiamo di 2 posti letto grazie alla collaborazione con la cooperativa che lo ha in gestione. Altri 4 posti letto sono in centro, dove c'è anche la mensa per i senza fissa dimora. Siamo in costante contatto con le associazioni che operano nel territorio come la Caritas, Sant'Egidio, per cercare di tenere monitorato e di trovare delle soluzioni alternative in base appunto al numero, che è un numero fluttuante. Numero variabile perché i senza dimora tendono a spostarsi nei centri maggiori dove esiste un servizio di accoglienza. A quanto mi risulta, le uniche 2 città attrezzate al momento con asili notturni sono Treviso e Conegliano. Però questo cosa comporta? Comporta che le persone che si trovano in difficoltà e hanno bisogno si spostano in queste 2 città. Credo che vada condivisa la problematica quanto
quanto prima, nel caso di Treviso con i comuni della cintura extraurbana, e se possibile anche fare un ragionamento a livello provinciale, perché immagino tutte le città che hanno ad esempio delle stazioni dei treni o che hanno degli ospedali, sappiamo che i senza fissa dimora cercano rifugio anche nei pronto soccorsi. Un appello forte e chiaro agli altri comuni: non può essere solo il capoluogo a prendersi carico del problema. Se riuscissimo ad attivare un piano emergenza diffuso, avremmo una gestione molto più puntuale che graverebbe meno sulle associazioni che se ne fanno carico, perché parliamo di numeri ridotti, e sarebbe molto più facile da gestire. Quindi io confido molto su un lavoro di tutto il territorio per dare una risposta più puntuale, se non quest'anno, l'anno prossimo. Dal 2019 azzerata l'addizionale IRPEF per i cittadini di Spresiano, ma questo ha spiegato il sindaco senza toccare i servizi. Sarà tolta l'addizionale IRPEF, ma non solo per il 2019, dal 2019 in poi. Il più bel regalo di Natale ai cittadini di Spresiano è quello fatto dal loro sindaco, che ha annunciato l'azzeramento dell'addizionale IRPEF, una scelta che è stata possibile, spiega il primo cittadino, grazie ad una buona amministrazione. Abbiamo sicuramente fatto delle operazioni sia a livello di personale qui in comune, sia anche con le partecipate comunali. E a tal proposito arriva subito una precisazione. Non sono state vendute quote, quindi i capitali sono rimasti, solo che con delle operazioni particolarmente azzeccate avremo degli introiti in più il prossimo anno. Il risparmio, grazie a questo taglio, è stato calcolato in circa 60 euro a cittadino. Tutto va in base al reddito, però indicativamente si parla di circa 700.000 euro che rimarranno nelle tasche dei cittadini spresianesi senza rinunciare ad alcun servizio, anzi avendoli aumentati nel tempo, senza rinunciare agli investimenti, senza rinunciare anche alla manutenzione, senza rinunciare nemmeno agli investimenti veri e propri, ossia alle opere pubbliche. Adesso ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità, restate con noi. Rieccoci in diretta per parlare degli argini dei corsi d'acqua devastati dalle nutrie. Siamo andati a vedere le condizioni del Meolo a San Biagio di Callalta e a raccogliere l'ennesimo sfogo dei cacciatori, a cui sarebbe deputata la cattura di questi animali, ma con regole che ritengono inaccettabili. 2 anni fa qui non c'erano tutte queste nutrie lungo il Meolo, adesso siamo arrivati all'inverosimile, ci sono centinaia e centinaia di nutrie. Fiume Meolo, a nord dell'abitato di San Biagio di Callalta, argini devastati dalle tane delle nutrie, problema a cui non si riesce a trovare una soluzione. È il presidente dell'ambito di caccia numero 8 di Treviso, Alessandro Cenedese, a portarci a vedere le condizioni delle sponde del corso d'acqua. Purtroppo qui ne abbiamo a centinaia, le avete viste, le avete registrate, ce ne sono forse anche più di centinaia. Hanno forato tutti gli argini con pericolo di smottamenti. Purtroppo non hanno antagonisti, l'unico antagonista sarebbe l'uomo. Ma alle regole fissate dalla provincia per la cattura i cacciatori non ci stanno. Facciamo un'ipotesi, all'interno della gabbia c'è una nutria che quando è dentro si ferisce perché saltando può ferirsi. Se passa qualcuno e mi denuncia, cosa devo fare io a quel punto? Mi rispondono in provincia, si arrangia. E perché devo trovarmi un avvocato per andare a catturare le nutrie, che poi le devo anche sopprimere, che oltretutto le devo sotterrare? Chi me lo fa fare? Tema delicato che urta la sensibilità del mondo animalista. Risultato: il numero delle nutrie cresce esponenzialmente e con esso i danni a cui poi si dovrà rimediare. Il Consorzio Piave purtroppo è pagato con i nostri soldi e se dobbiamo rifare gli argini dobbiamo fare con i nostri soldi, i soldi del Consorzio Piave. Questi animali qui in natura non c'erano, pertanto io ritengo, siccome non sono animali autoctoni, ritengo che qui non ci devono stare. Andiamo adesso a Resana, dove l'apertura di una nuova attività ha creato nuovi 30 posti di lavoro, e oggi l'inaugurazione, che è stata anche l'occasione per incontrare chi dall'alto dei suoi 87 anni e con oltre mezzo secolo di impresa sulle spalle qualche indicazione sul futuro economico del Veneto può permettersi di darla.
Una nuova attività per la vostra comunità, ma soprattutto una nuova occasione per avere nuovi posti di lavoro. Sì, si parte con 30 nuovi posti di lavoro qui a Resana, parlando con la proprietà c'è anche la possibilità che vengano aumentati, quindi speriamo bene. In tempi difficili per l'occupazione, soprattutto giovanile, fa notizia il taglio del nastro di una nuova attività che crea posti di lavoro a doppia cifra. In questo caso a Resana, dove la famiglia Cannella ha aperto il 112° punto vendita di una storia nata poco meno di 50 anni fa e che di posti di lavoro ne ha creati davvero tanti. Qual è il segreto per arrivare a 87 anni con un successo del genere? Il merito non è mio, ma dei miei collaboratori, che abbiamo 3.600 collaboratori. Siamo partiti nel 1971 col primo supermercato a Padova, con 30 dipendenti. Un'esperienza unica quella del gruppo, nato dall'abbreviazione di alimentari, ma soprattutto dell'intuizione, in quegli anni, del forte cambiamento nella distribuzione dallo storico Casoin al supermercato. L'antico Casoin rimarrà ben poco. Oggi noi assumiamo, sia per vendere il pesce fresco, assumiamo dei cuochi, perché le donne non sanno fare da mangiare. E nella continua evoluzione, per Francesco Cannella, il futuro sarà con meno centri commerciali e in genere meno distribuzione in grandi spazi. Quindi a 10.000 li portino a 5.000 e l'ideale nel Veneto, per la nostra azienda, è da 1.500 a 2.500. Negozi che per il patron di Ali dovranno confrontarsi sempre di più anche con il commercio virtuale. Purtroppo sì, perché la comodità, la gente è sempre più impegnata e ha meno tempo per fare la spesa. La differenza sarà nella qualità, grande scommessa non solo per la famiglia Cannella, ma per tutta l'imprenditoria veneta. Una volta bastava mangiare, oggi tutti vogliono la qualità. È uno dei nostri successi, perché io ho sempre creduto nella qualità e la freschezza dei prodotti. A Mogliano adesso con l'immagine di quella che è stata ribattezzata la Casa del Natale. Luci, lucine, alberi di Natale, tantissimi addobbi, nulla è lasciato al caso, ogni minima cosa è pensata, questo è il Natale. A Mogliano tutti attendono con trepidazione la casa della signora Paola, che d'incanto si illumina lasciando a bocca aperta grandi e piccini. Amiamo Natale. Natale è la più bella festa dell'anno e dopo, avendo visto all'estero diversi modi di allestire queste case, ci è rimasto la voglia di farlo anche noi e piano piano, un po' alla volta, qualcosa di più abbiamo fatto e questo è il risultato. Un lavoro certosino che Paolo inizia assieme al compagno almeno una decina di giorni prima. Alberi, finestre, il tetto, il giardino ma anche l'interno della casa, tutto diventa magico. E ancora prima che incominciamo a novembre, incominciano a passare e dire allora quando cominciate, quando fate, perché fate quest'anno, sì tranquilli, e dopo il bello è perché ci sono i bambini che vengono, i bambini si incanta. Anche a San Fior una casa viene addobbata con cura e Paola è andata a vederla. È diversa perché è molto più ricca di luci, molto più piena di tutto, che non sai dove appoggiare gli occhi. Noi ci accontentiamo di questo. Alcuni addobbi li ha portati tanti anni fa dagli Stati Uniti, dove aveva vissuto per qualche tempo. Il Natale, e anche questo ci dice, ricordi indelebili. Adesso quando toglierò tutto mi farà una gran tristezza. Presto le luci si spegneranno, ma la magia che ha lasciato negli occhi dei bimbi rimarrà. A proposito di Natale, per la nostra rubrica dedicata ai presepi, vediamo quello realizzato all'interno della chiesa di Santa Maria del Rovere. Quest'anno, la particolarità è la chiesetta della Madonnetta. Sì, ma la chiesetta della Madonnetta però è inserita in un contesto di una piazza qualsiasi, di un paese qualsiasi della Pedemontana Veneta. Perché avete fatto questa scelta? Così, perché hanno detto che sono stufi di vedere scorci di Santa Maria del Rovere nel presepio e quindi abbiamo variato qualcosa. Però la firma rimane sempre. Sì, la firma rimane sempre e comunque
Adesso come allora per Gesù Bambino non c'era posto nella casa per nascere, quindi è nato in mezzo a una piazza. Qui rimane aperto e se rimarrà visibile fino a quando? Rimarrà visibile fino all'ultima domenica di gennaio, negli orari di normale apertura della chiesa. A tutti i telespettatori auguriamo tanti auguri di buone feste. Vi ricordo l'appuntamento il 31 dicembre alle 21:15, subito dopo il discorso del Capo dello Stato Mattarella. Su Antenna 3 andrà in onda il messaggio di fine anno del governatore Luca Zaia. Sarà l'occasione, aveva anticipato il Presidente del Veneto, per ringraziare i veneti del loro appoggio, ma anche delle critiche sempre costruttive, per fare un bilancio di un 2018 che ha visto la Regione impegnata su vari fronti, dall'iter per l'autonomia agli interventi per il maltempo di fine ottobre, per tracciare poi quelle che saranno le linee del 2019. Appuntamento dunque il 31 dicembre alle 21:15 su Antenna 3. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon fine settimana. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Il tempo sarà sostanzialmente stabile sulle nostre regioni. Nel dettaglio, sul Veneto al mattino avremo nubi basse, foschie e locali nebbie sulle pianure, specie su quelle sud-occidentali, spesso fitte e anche persistenti per tutto l'arco della giornata. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Sarà più soleggiato sui restanti settori. Temperature minime tra -1 e 2 gradi. Valori massimi compresi invece tra 6 e 7 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà a tratti grigio a causa della presenza di nebbie, specie al mattino, sui settori montuosi, ma in rapido dissolvimento. Sarà decisamente più soleggiato invece altrove, con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -1 e 1 grado. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate alpine meridionali, ma si dissolverà presto. Sul resto della regione invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra -4 e 4 gradi. Le massime invece oscilleranno tra gli 11 e i 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.